È un anno decisamente importante, siamo al secondo anno di vita del nuovo complemento per lo sviluppo rurale. Si tratta di uno strumento che rende disponibili per gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari 824 milioni di euro da qui sino al 2027. Questa sera presentiamo un primo pacchetto di questi bandi che riguarda in particolare le imprese agricole, i nuovi giovani agricoltori. Il sostegno complessivo che viene attivato con questo primo pacchetto di bandi è di 110 milioni di euro e vanno nell'ottica della sostenibilità, del ricambio generazionale e dell'innovazione finalizzata al consolidamento di nuove tecniche culturali, di nuove modalità di produrre nel rispetto dell'ambiente e finalizzate al miglioramento della qualità dei prodotti agricoli. Allora, sicuramente l'accesso a questi contributi è impegnativo, nel senso che richiedono chiarezza di idee, un progetto chiaro da parte dell'azienda, trasponibile poi nei moduli di domanda, nel business plan online e nel piano aziendale, in particolare per i giovani agricoltori. Direi che è importante appunto che ci sia consapevolezza e chiarezza di idee da parte delle persone, degli imprenditori interessati, e in modo tale che possano prendere visione dei documenti che descrivono questi bandi e fare una valutazione delle opportunità che esse offrono, se queste opportunità, rispetto anche ai vincoli che pongono, agli impegni che richiedono, si sposano con il proprio progetto di sviluppo della propria attività imprenditoriale. Cercheremo di dare delle indicazioni, delle best practice, delle buone pratiche affinché le presentazioni di domande siano fatte in maniera efficace e non si vada a inceppare in qualche errore anche banale che compromette poi la riuscita dell'istanza di aiuto. Banalmente è avere la bontà di essere certosini nella compilazione della domanda e nella verifica che sia completa. A volte non è tanto la volontà dell'investimento, che è importante, ma scivolano più volte per aspetti formali, assenza di qualche documento che è tutto essenziale e non si può recuperare. Un documento, seppur anche scarno, magari se vogliamo semplice, può essere migliorato, ma se manca un documento, manca e non si può recuperare. Quindi quello determina la prima volta la non ammissibilità di domanda e quindi immaginiamo che un beneficiario, un agricoltore che si è creato un'aspettativa di riuscire a acquistare delle attrezzature innovative anche e avere un certo contributo, vedersi bocciare la domanda perché si è stati troppo veloci o si è stati un po' superficiali nella preparazione è uno smacco e quindi crea una certa, diciamo così, amarezza. Innanzitutto Banca Prepi San Biagio, attraverso il suo ufficio di agricoltura, ha voluto creare questo momento di informazione rivolto a tutti gli operatori del settore, perché riteniamo che nel momento in cui un'azienda deve fare degli investimenti deve sapere almeno anche a livello regionale cosa c'è e cosa non c'è all'interno dei bandi. Dobbiamo ringraziare la sensibilità della Regione attraverso i suoi dirigenti, il dottor Zannoli, il dottor Contarin, ma anche di Avepa Treviso attraverso il dottor Arturo Pizzolon. Agricoltura come settore primario si intende non solo un'agricoltura che provvede all'alimentazione della specie umana, ma agricoltura intesa anche come gestione del territorio, come gestione delle biodiversità e come gestione complessiva dell'ecosistema. Infatti noi come Banca Prepi San Biagio, come Ufficio Agricoltura, stiamo portando avanti anche un progetto che riguarda lo studio sui cambiamenti climatici.